Le mani della mafia sul comune di San Biagio Platani ha servito alla cosca in forza di un preciso accordo elettorale precedente alle stesse elezioni. Ne è convinta il pubblico ministero della DDA Alessia Sinatra, che ha chiesto la condanna a 12 anni dell'ex sindaco di San Biagio Platani Santo Sabella, uno dei personaggi principali dell'inchiesta Montagna, finito in carcere il 22 gennaio del 2018 e tornato libero dopo 2 anni. Secondo il magistrato della DDA, Santo Sabella nel 2014 fu eletto grazie a un accordo col capo mafia che organizzò tutto nei dettagli, avendone in cambio la gestione di affari e appalti per uomini a lui vicini. L'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa. Chiesta pure la condanna per altri 5 imputati: Domenico Lombardo, 29 anni di Favara, 8 anni, Salvatore Montalbano, 28 anni di Favara, 18 anni, Calogero Principato, 30 anni di Favara, 16 anni, Giuseppe Scavetto, 51 anni di Casteltermini, 16 anni, Antonio Scorsone, 55 anni di Favara, 5 anni. Scavetto, secondo il PM, è organico alla famiglia mafiosa di Casteltermini. Scorsone invece si sarebbe fatto intestare una società in realtà di proprietà del mafioso oggi pentito Giuseppe 40 per sottrarla al sequestro, mentre gli altri imputati avrebbero avuto un ruolo nel traffico di droga gestito dal clan.